Due barzellette. Qui in banda come mia. Posso cominciare o no? Sì. A posto. Allora, non ti preoccupare, come tu cosa vai stasera, no? Scandale, ci pare che faceva così. No. Allora, signore e signori, a sapere dica a tutti, è un piacere essere di nuovo qui tra voi. Ringrazio Pippo, Super Pippo, che mi ha invitato per il mio talentuoso talento. In effetti non poteva scegliere di meglio. Infatti io sono stato fin da piccolo un fuoriclasse a scuola. Crescendo e lavorando sono diventato un tipo fuori dal comune, diciamone. Infatti ho lavorato a Carrapipi, in una fabbrica di uova di Pasqua, e dopo una settimana mi hanno assicurato perché cercavo più un all'uovo. Poi ho lavorato a Papareggia in uno studio fotografico come riflettore e subito mi hanno assicurato perché riflettevi troppo e ci ha bruciato lo studio. Poi mi sono arruolato in polizia e anche lì mi hanno assicurato perché mi dissero: chi ci sta a fare in polizia? Come vuoi restare? Se manco sa restare, capisci? E hanno assicurato anche un cane poliziotto che era con me. Sapete perché? Perché non ho saputo scoprire una zecca clandestina. Poi mi sono buttato al liscio, al ballo liscio naturalmente, no? E a proposito, sapete che ci fanno due zanzare sulla mia tigna? A ballano liscio. Comunque la mia tigna non è così tignosa come sembra, ci lascia sempre un pelo, come monumenti ai caduti. Però essere tignosi comporta dei vantaggi. Per esempio anche i femmine non mi ci arrivo mai, non mi possono tirare capigli. E lo sapete, non so se lo sapete, che io sono tignoso per Parigi. Infatti io sono un tipo molto schietto, anzi schiettoni. Dal matrimonio me la sono sempre cavata per un pelo. E un pelo oggi, un pelo domani, un pelo ricca, un pelo rigià, e resta questa tigna a capo. Comunque adesso che ho tirato in ballo le donne, vorrei continuare a ballare, cioè a parlare di esse, cominciando con Eva, la prima donna, la peccatrice, per finire con Maria, la dolce Madonna, la corredentrice, la festeggiata, che noi festosi, festaioli e festanti festeggiamo con questo festoso festeggiamento per festeggiarla con festosità nella festività della sua festa. E a tal riguardo vorrei iniziare raccontandovi qualcosa di molto originale. Infatti parlerò della creazione del mondo, delle nostre origini, del paradiso, di Adamo ed Eva. Allora, Dio il primo giorno creò il mondo, e il cielo e la terra, e vide che era cosa buona. Poi creò le piante e gli uccelli, la notte e il giorno, la luna e le stelle, i pesci, gli uccelli, poi gli animali. Disse: tutto è buono e benedetto. Poi creò l'uomo e disse: mizzica, troppo buono ma rinescio, posso fare, questa volta ho superato me stesso. Poi creò la donna, la tagliamo, vabbè, va, tanto poi si trucca. Lo sapete cosa ha potuto dimostrare Dio rubando nel sonno una costola d'Adamo? Che dal furto non viene niente di buono. Poi adesso ritorniamo indietro nel tempo, quando Dio creò Adamo tutto solo in paradiso, e stanco di essere solo, senza un'adeguata compagnia, si lamenta con Dio e gli dice: Dio, voglio una donna, costoli quello che costoli. Dice: va bene, ci fa Dio, ti darò una donna bellissima, buonissima, bravissima, intelligentissima, ti laverà le foglie, te le stirerà, ti darà sempre ragione, ti farà da mangiare la torta di mele, a letto non avrà mai mal di testa. Dice: ah, buono, ma quanto mi costa? Dice: fissa che un brazzenamma, e per una costola che mi puoi dare? Adesso prima per riappacificarmi col pubblico femminile, prima che mi scippano l'ultimo capitolo che me ne sta, dirò che Dio ha creato prima l'uomo e poi la donna, non solo per non avere consigli da parte della donna come creare l'uomo, ma perché voleva cominciare da zero. E dopo che ha creato l'uomo lo guarda e dice sbagliando si impara, posso fare di meglio, e creò la donna. Grazie. Adesso, comunque, Adamo ed Eva, come tutte le coppie,
come tutte le coppie a venire, poi non sempre andavano d'accordo. Una volta Eva arrivò a dire ad Adamo: basta, se continui così dico a Dio che ti lascia solo. E Adamo ci face: e a me che mi fai? Fai quando questo liceo. Certo che la frutta in paradiso costava tantissimo, dici. Le mele costavano l'ira di Dio. Adamo, come va? Non c'è mele. Poi Adamo ed Eva erano anche dei romanticoni, per esempio alle volte erano abbracciati in riva al fiume, sotto le stelle, la luna, e tubavano con dolci parole. Una volta Eva fa ad Adamo: Adamo, amore mio, cosa preferisci? Una donna bella o intelligente? E Adamo dice: nessuna delle due, cara, preferisco te. Poi un'altra volta Adamo fa, mentre era sempre in riva al mare con Eva gli fa: Adamo, amore mio, è vero che io sono per te la prima donna? Dice, perciò, come no? E che non ti tradirei mai, e per forza. E che i miei occhi brillano come le stelle? E certo, come no? Dice. E che i miei capelli sono dei raggi di sole? Per forza, certo, come, è buono, sì. E che sono bellissima, certo. Oh Adamo, come sei romanticone, che belle cose sai dirmi. Adesso invece vorrei parlare di una donna particolare che tutti conosciamo, Asoggira, la Soggira, di Turi su Cameli, che amava la sua suocera talmente tanto da impazzire per lei, di amarla fino alla morte, fino alla sua morte. Asoggira è una serpa velenosa, che tutta zanna non ci può medicina. Quando un è schietto, quanto è generosa, quanto promessi fa sera e mattina, quanto bontà moscia la rognosa, e poi di corpo sta gramma la spina, appena che lo venne sposato, ci dice a fare crasta beverato. Poi non vi parlo delle grandi tragedie, che ordi e che trama a mai finire, mettendo lo marito e la moglie da una rovina che non si può dire. E su una vista stanca di pensieri, la mente mia, per lo gran patire, scrivesse in altre parole, per dire quanto è infame e senza cuore. A mia mi pare peggio di natta, che si mangia le sue cecche. Prima le partorisci, poi l'allatta, e quando sono giunti i rossoleggi, per quanto è lì che amore e scatta, ammuccando se le sono i careggi. Per quanto è disumana e scellerata, la morte ci vorria, da una nottata. O morte orba. Ma con una venite, pigliatevi la che ci aspettate. Se questo gran favore mi facite, di sta rovina ardente vi levate. O morte peggio, se ve la coglite, morte beggiona, se va caricate, morte eccellente, scrivo e sempre canto, a basta che va portato a Camposanto. Se questo fatto vero s'avverasse, contento come a mia, non ci fosse. Io un videggio e a quel lo scannasse. Subito una gran festa facesse, a tutti gli amici me la metasse, lo più ricco di tutti mi sentisse, e se sto fatto s'avverasse tutto, se già muore, o me ne metto tutto. Dopo 10 giorni venne una chiamata, che era ospitale, e che stava morendo, contento io fui in una giornata, chi parlava solo e chi scriveva. Oh cara morte, ti ringrazio tanto e te ne sogni assai riconoscenti che ti portasti a vero Camposanto a sta mesolgerazza puzzolente. La morte, questa donna viperina, ci voglia che giorno che domani. Dalla mia casa c'era una rovina, eravamo sempre come atti e cani. Ma ora, che beggia e orvicata, senza speranza di risuscitare, per chi fu misa sotto una balata che manco reavolo ce la vuole fare. Mi pare che respiro tali giorni. Tutto il mondo appare differente e ricevo telegramma da cuore dicendo Turiggio che siamo contenti. Ora, o viteggio, o puoi scannare e se facemo già ranne mangiata che per 10 anni mo stato aspettare. O mosse! E ci ha pensato mangiata, e allora ogni giorno storiano di mente, dato che la via sempre avanti, è giudicato foggia della gente, che per me fu un'altra più importante. Attacco la scopetta a una ficara, la metto a punto con la giusta mira e un lazzo l'uomo che dentro, boom, spara. Approfittando poi di una sera,
mentre che c'era un sacco di gente